Un 1° di settembre all'insegna della Bora che sta letteralmente flagellando il litorale di Isola Verde, erodendo drammaticamente l'Arenile. Il mare si è ingrossato nella notte ma sta continuando ad aumentare la sua forza, riferisce uno degli operatori balneari contattato telefonicamente nel primo pomeriggio di giovedì. Avevamo già spostato la torretta di 18 metri in occasione della mareggiata precedente, ma il mare la sta già lambendo nuovamente. Riteniamo che sia importante sottolineare sempre che l'erosione del litorale non è solo un problema delle attività balneari, che sono delle vere e proprie sentinelle. Nel caso in cui la forza del mare riuscisse a superare le barriere, entrerebbe nell'entroterra fino alla strada statale Romea, in quanto dalla zona delle dune fino a Calino c'è un dislivello che in alcuni punti supera anche i 2 metri. Non si può dire che la Regione Veneto non si sia interessata al problema, destinando risorse importanti per il rafforzamento delle dighe. Ricordiamo la visita dell'assessore Bottaccina di un mese fa e la continua attenzione dei consiglieri regionali Marco Dolfin e Jonathan Montanariello nei rispettivi ruoli di maggioranza e minoranza in Consiglio regionale del Veneto. Si tratta però di continuare i lavori, la bora invernale di oggi ce lo fa ben presente. Bisogna ricordare che per proteggere Isola Verde dalle mareggiate e dalla conseguente erosione della spiaggia sono state messe in campo risorse economiche e progetti. A difesa del litorale di Isola Verde sono stati costruiti 8 pennelli in pietrame con ripascimento artificiale dal molo nord della foce dell'Adige. Per il ripascimento dell'Arenile sono stati spostati 400.000 metri cubi di sabbia a granulometria controllata proveniente dal tratto terminale del fiume Adige. Uno dei moli è stato risagomato, sono stati fatti interventi antierosione con rivestimento permeabile. Inoltre è stata realizzata una difesa radente in blocchetti in CLS nella zona sottoposta a maggiore erosione. Eppure,